tanta paura per noi e per la comunità intera della Valle di San Lucano. I boschi dell'Agordino bruciano ancora. Per spegnere il vasto incendio scoppiato ieri in Valle San Lucano ci vorranno dei giorni. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato lo stato di crisi. Intanto in mattinata sono stati tratti in salvo i 2 escursionisti bellunesi di 29 e 34 anni rimasti intrappolati dal fronte del fuoco. Dopo una notte di marcia, una squadra di 10 soccorritori con l'ausilio dell'elicottero del soccorso alpino li ha recuperati in un canalone innevato, infreddoliti ma in buone condizioni. E non c'è, come ipotizzato in prima battuta, un terzo disperso. Tutte le operazioni si concentrano ora sullo spegnimento del fuoco arrivato a poca distanza dall'abitato di Col di Pra, dove è stata disposta, oltre alla chiusura delle strade, l'evacuazione delle famiglie che abitano nella zona nord. Il vento è calato, in giornata hanno potuto levarsi in volo 8 tra elicotteri e Canadair per spegnere dal cielo l'incendio che altrimenti via terra sarebbe praticamente impossibile domare. No, mai viste qui in Valle di San Lucano un incendio così devastante, di dimensioni molto grandi, con un incendio mostruoso. Noi da qui distiamo circa una baita che è circa 300 metri dal paese, dove siamo stati allertati ieri dalle unità dei vigili del fuoco per andare a tirare fuori tutti i beni che avevamo all'interno della baita. Per fortuna che avevamo le strade, che potevamo arrivare alla baita per prendere le cose necessarie. Poi noi siamo andati con i bambini su un'altra casa qui vicino, che avevamo possibilità di andare per il pericolo. Ha preso paura, signore? Eh sì, abbastanza, perché noi abbiamo proprio il fienile qua sopra, dove sono stati là i vigili questa notte. Un incendio così non si era mai visto. Mai visto, mai visto. Una cosa proprio fuori del normale proprio. Decisamente un incendio di vaste proporzioni, supera ormai 7 km di fronte, ha interessato tutto il lato della Valle di San Lucano e anche oltre, insomma un bell'impegno, tant'è che sono impegnate parecchie forze sul campo. In questo momento stanno operando 4 Canadair e 3 elicotteri, e circa una quarantina di uomini a terra. In particolare gli uomini a terra stanno presidiando le abitazioni e gli edifici. Fondamentale che il meteo rimanga favorevole, dicono i vigili del fuoco. So che sono in previsione anche delle piogge sabato e domenica. Speriamo di batterle sul tempo, diciamo, nel senso di avere ragione dell'incendio prima di quel momento.